Terza corsa femmine di 3 anni, non vincitrici di 3.000 euro in carriera. 1 Grace Kelly Matley, 2 Ginger Forget Kampf, 3 Giselle Ors, 4 Gradisca Daghi, 5 Georgia, 6 Gogollona, 7 Gerbera Jet, 8 Claire Murgeot, 9 Gilù dei Greppi, 10 Giorgia Ferma. Start che accelera, ha lasciato lì tante lunghezze Gerbera Jet e ha sbagliato Gilù dei Greppi. Numero Sbaglia 5, anche Giorgia, Georgia, al squalificato. comando Giselle Ors. All'esterno Gogollona, in corda Ginger Forget Kampf, poi Gradisca Daghi, sbaglia anche Grace Kelly Matley. Numero 1, in Grace quinta Kelly posizione al Matley, momento Glamour Joe squalificato. che inizia a risalire, sbaglia anche Ginger Numero Forget 2, Kampf, Ginger Forget Kampf, squalificato. che finisce squalificato, così al comando Giselle Ors, all'esterno avanza Glamour Joe, in corda rimane Gogollona, poi Gradisca Daghi e quindi Georgia Ferm. Questi i superstiti dopo un quarto iniziale passato in 31,6. Avanza Glamour Joe che si porta gradualmente all'esterno di Giselle Ors e per il momento replica l'avversaria, quale insiste sotto alle tribune. Prova a passare dopo 800 metri di corsa, passati in 1, 2 e 8. Si imbocca la curva di destra con Glamour Joe che è passata al comando. Nella sua scia rimane Giselle Ors, poi Gogollona, quindi Gradisca Daghi e ancora Georgia Ferm. Chilometro in 1, 18 e 4. Glamour Joe è in vantaggio, Gogollona sposta dalla terza posizione alla corda. Raggiunge Giselle Ors e cerca di portarsi sulla testa. La retta opposta alle tribune passata in 15,6. Glamour Joe che si mantiene in vantaggio, Gogollona che prova ad avvicinarsi all'esterno, Giselle Ors richiesta in corda, poi Gradisca Daghi e Georgia Ferm. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, Glamour Joe mantiene quella lunghezza di vantaggio su Gogollona e Giselle Ors. In vantaggio Glamour Joe, ci prova Gogollona, Glamour Joe che riparte sotto il tentativo di Gogollona e vince facile. Gogollona è buona seconda, al terzo Giselle Ors, poi Gradisca Daghi e Giorgia Ferm, 39 ad arrivare, 1:17,7 il ragguaglio cronometrico per il facile assunto di Glamour Joe. Alessandro Gocciadoro guida e training per i colori della scuderia Zaccon Joe. Questa figlia di FaceTime Bourbon e Amazing Joe coglie il suo secondo successo in 3 uscite in carriera. Secondo consecutivo, oggi proprio al minimo dei giri a scherzare. Glamour Joe corre bene al secondo posto Gogollona, al terzo Giselle Ors, questi i primi 3 arrivati della terza corsa dall'Arcoveggio.